speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, ormai imminenti. Nostro ospite in studio di nuovo qui con noi, Massimo Candura, ben trovato. Ben trovato a voi. Massimo Candura, candidato per la Lega Nord, di cui, lo ricordo per inciso, è anche il segretario comunale di Treviso, e per poi la coalizione di centrodestra, ovviamente, candidato al Senato nell'uninominale, il collegio di Treviso, che oltre al capoluogo poi comprende Vittorio Veneto, Conegliano, Mogliano, insomma tutta questa fascia della provincia. Massimo Candura, uno dei temi chiave del programma della Lega, su cui voi, ma non solo da queste elezioni, bisogna dirlo, insistete, è quello della legittima difesa. Ci sono stati degli episodi anche in tempi recenti nel nostro territorio, nel nostro Veneto, di persone che si sono magari trovate ladri in casa, hanno reagito, dopo però per molti inizia un iter giudiziario spesso molto lungo, laborioso, con conseguenze alle volte anche pesanti. Bisogna cambiare le cose, voi dite? Sì, assolutamente. Allora, partiamo da un assunto. Legittima difesa vuol dire difendersi. Una persona, siamo innocente, ha diritto alla tutela della propria vita e quindi anche all'autotutela. È impensabile che ci sia un agente di polizia o delle forze dell'ordine per ogni famiglia, per ogni casa. Se nel malaugurato caso in cui ci sia un intruso con intenzioni violente nella mia casa, nella mia attività, io ho diritto a difendermi con gli strumenti che ho, ma ho diritto a difendermi. Non può per questo originarsi il fenomeno per noi perverso, per cui per esempio una persona in casa si difende, a farsi male per una volta è l'intruso, che è lui il cattivo, non dimentichiamolo, noi siamo nella nostra casa e veniamo aggrediti e reagiamo, ci difendiamo, la persona si ferisce, magari questa persona stessa o i suoi familiari ci fanno causa e ci costringono a pagare dei denari come se l'avessimo investito con la macchina per strada. Noi non siamo d'accordo. Noi riteniamo che una persona nella propria casa, nel proprio negozio, nella propria attività commerciale abbia diritto a vivere tranquillo e sereno. Se un malintenzionato entra dentro e vuole fare del male, rubare, aggredire e tutte le brutte cose di cui abbiamo letto nella cronaca in questi mesi e anni, ebbene questa persona deve sapere, questo intruso, che rischia di farsi male. Non può essere a rischiare di farsi male dal punto di vista giuridico l'aggredito. Di conseguenza chiediamo che innanzitutto non siano possibili azioni risarcitorie da parte di chi è entrato con l'inganno o con la forza in una proprietà altrui per rubare, per delinquere, si fa male e mi chiede i danni. Ecco, questo non può essere. Secondo, la persona che si difende in casa propria non deve affrontare un processo né penale né civile. Non è etico, non è giusto. Mi meraviglio anche che, nonostante ci sia stata la sinistra al governo in questi anni, non si sia già provveduto a rimediare a questo con i tanti casi, caso Stacchio, il caso del povero Hermes Mattielli e tanti altri in tutta Italia. Per cui noi ci impegneremo a che la persona aggredita in casa che si difende sia veramente tutelata dall'ordinamento e non viceversa ci sia tutela per l'intruso, per il violento, per l'aggressore. Candura, l'obiezione di chi contesta questa posizione è così si rischia di dar vita al Far West, di dar armare insomma i giustizialisti, ognuno si fa giustizia da sé. No, allora faccio un chiaro esempio. Una persona entra in casa mia, mi dà un pugno, scappa via. Io prendo un oggetto atto a offendere, lo inseguo, gli faccio del male. Questo è farsi giustizia da sé, rimane fuori legge. Situazione simile, la persona entra in casa mia, mi dà un pugno o tenta di colpirmi, io lo spingo, lo colpisco a mia volta e questa persona cade per terra e si rompe un braccio. Mi sono difeso. Qual è la differenza? Che nella
nell'imminenza, nell'immediatezza dell'aggressione, io mi difendo con gli strumenti che ho a disposizione, perché attenzione, non è solo una questione di armi da fuoco. Che io colpisca con un pugno, una pistola o un ferro da stiro l'intruso, gli faccio un danno, ecco che lui mi fa causa. Quindi a noi non interessa che strumento viene utilizzato. Per me, in casa, un cittadino deve anche avere il diritto di avere un'arma da fuoco. Però non è tanto quello il punto è difendersi in casa. Nel momento in cui io mi difendo, cioè reagisco immediatamente a un'aggressione nella mia casa, faccio un atto che è assolutamente compatibile con l'ordinamento e che non deve essere messo in discussione in giudizio. Chiaro è che se penso di vendicarmi per un torto subito, ecco, questo è farsi giustizia da solo. Quindi parlare di Far West non ha nessun senso nel contesto in cui noi stiamo operando a livello politico. Noi operiamo a livello politico, se posso fare una metafora, dentro la casa dei cittadini. Non operiamo sulla pubblica via. Il cittadino deve sapere che votando Lega, mettendo la croce sul simbolo Lega, otterrà un impegno politico preciso che si possa difendere se stesso, la propria famiglia, la proprietà in casa, punto. Massimo Candura, lei diceva mettere una croce, allora veniamo alla conclusione, ormai la chiamata alle urne è imminente e quindi insomma un appello anche al voto, tra l'altro con un sistema di voto nuovo, avremo una nuova scheda, nuove modalità per votare. Certo, io sono un ottimista, quindi vedo il bicchiere mezzo pieno. La legge elettorale è estremamente complessa e farraginosa. Ha un'unica virtù che io vedo, che è semplicissimo per i cittadini votare. Per votare scegliete il partito giusto, la Lega, il simbolo giusto, quello della Lega, e ci fate una bella croce sopra. Se la Lega vi è antipatica, fateci comunque una croce sopra. E questo e basta. Non guardate e non pensate ai nomi, pensate al discorso politico che noi candidati portiamo avanti e fate una croce sul simbolo della Lega, semplicissimo, in tutte e due le schede, quella della Camera e quella del Senato, croce sul simbolo della Lega. Teme che il primo partito sia quello dell'astensionismo? Sì. Andando in giro per piazze e mercati, incontrando i cittadini, vedo un clima di sfiducia nella politica, ma conto che lo stiamo superando. Ricordatevi, c'era un certo Kennedy, un presidente americano molto amato, che diceva: potete anche non interessarvi della politica, ma prima o poi la politica si interesserà a voi. Pochi anni dopo istituirono il servizio di leva per i ragazzi che partivano per il Vietnam. Di conseguenza invito i cittadini a riflettere attentamente sul non voto e sull'antipolitica spicciola. Piuttosto guardate le proposte politiche di tutti i movimenti e partiti e scegliete quello più consono alle vostre idee. Grazie allora anche per questo appello finale a Massimo Candura, candidato per la Lega Nord e la coalizione di centrodestra nel collegio uninominale per il Senato di Treviso, il Veneto 03. Grazie Candura. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia a tutti voi, vi rinnovo l'appuntamento con i prossimi spazi elettorali dedicati ad approfondire i temi delle elezioni politiche 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni, interviste e commenti sulle prossime elezioni.